Io credo che il federalismo, se stiamo parlando di federalismo fiscale in questo caso specifico, dovremmo vedere tutto il pacchetto assieme. C'è bisogno di un rodaggio indispensabile. Credo che in questo momento i comuni, in modo particolare i sindaci, abbiano in mano un grosso potere, cioè quello di dire impongo delle tasse o delle imposte finalizzate al mio territorio. Su questo mi farò poi rieleggere oppure vado a casa. Credo che il Nord abbia pagato già dei prezzi altissimi su spese e su costi del centro-sud e siccome si parla, visto che è stato approvato il bilancio regionale ieri sui trasporti, posso fare un esempio banalissimo. Al nord si taglia sui trasporti per un taglio a livello nazionale, quando nel Veneto le nostre aziende pubbliche recuperano il 45% con il biglietto e recuperano il 45% dei costi di gestione. La legge Burlando prevede il tetto del 35%, la media nazionale è del 22%, e che vuol dire che al sud si fa fatica ad arrivare al 15%. Le nostre aziende subiscono un taglio di 40 milioni, vanno sotto al fondo dell'11%, che vuol dire quasi sicuramente dover tagliare del personale su già aziende virtuose che recuperano il 45% dai biglietti. Non possiamo stringere di più così le nostre aziende e i nostri lavoratori. Questo succede nel Veneto, succede nel nord Italia, perché la media del recupero dei biglietti nel Veneto è al 45%, ma siamo ben al di sopra del 35% della legge Burlando in tutto il nord Italia. E se permettete un'osservazione così di complemento, immagino non sia stato sotto l'attenzione di moltissimi telespettatori nell'ultimo periodo perché c'è stata la faccenda della riforma Gelmini, ma c'è un intervento sulla cosiddetta distribuzione dei fondi alle università a pioggia a suo tempo, è modificata secondo la dicitura della ministra stessa in termini di lavoro sulla qualità, il merito e quant'altro. L'effetto di questa cosa è stata un fondo sperequativo, nel senso che riduceva la perequazione e non dava i fondi a pioggia per il 7% importo del fondo finanziamento ordinario, quindi una quantità molto modesta, e c'era l'indicazione della virtuosità delle università. La stragrande maggioranza stava al nord e a parte pochi casi. Ebbene, non ce n'è più neanche una, perché nel 2011 il meccanismo della virtuosità è legato a quanto spendi per il personale. Cosa è successo? Hanno tagliato i fondi e la percentuale ovviamente è aumentata. Sì, questo giochino al ribasso, secondo me è valso anche per loro, per lo stesso discorso che fa lui. Cioè si dice, prima teniamo sotto controllo la spesa con un certo meccanismo, poi tagliamo i fondi e tu non sei più virtuoso. È un bel gioco e quindi questo, alla fine è portare via le uova. Scusate la telefonata, pronto? Sotto la gallina questo. Pronto, buongiorno. Pronto? Salve. Buongiorno, sono Claudio da Mantova. Prego, dica. Niente, io nella mia o forse anche ignoranza di tanti come me, chiediamo cos'è che rimane in regione nel federalismo di percentuale di tasse che vengono, diciamo, prese dalla regione. Quanti sono i percentuali che rimangono nella regione? C'è qualcuno che me lo sa dire? Ecco, subito dopo la pubblicitaria daremo risposta, e a partire appunto da Pagini Rizzato, che dobbiamo ancora sentire. A tra pochissimo con Rosso e Nero.